La componente femminile è stata decisiva per il festival, a partire dal sindaco Giovanna Sanna, al direttore artistico Tecla Dozio, fino alle scrittrici Margherita Oggero ed Elisabetta Bucciarelli, che hanno raccontato il mondo femminile nella realtà e nella letteratura attraverso i loro personaggi durante l'incontro dedicato alle donne che agiscono. Ecco, è tignosa Camilla, è una che ha degli aspetti di carattere anche scostanti, ma non è che uno deve descrivere dei personaggi perfetti, perché insomma, allora fa delle agiografie, racconta la vita di Santa Rita da Cascia e va bene. Ma se no, se vuoi raccontare delle storie normali, non normali, delle storie in cui ci siano dei personaggi che abbiano una loro credibilità attuale, racconti anche dei personaggi che hanno degli aspetti abbastanza puntuti del carattere. Quello che mi ha incuriosito molto è che lei ha raccontato di avere una tecnica investigativa legata ai mezzi pubblici. Beh, gli spunti si prendono ovunque per una scrittura gialla o anche per una scrittura narrativa semplicemente. Io che non guido, in effetti, andando sui mezzi pubblici, capto conversazioni e su queste conversazioni immagino delle storie, oppure le altre storie le immagino quando sono nell'anticamera del medico della mutua, oppure ancora quando sono a cena con degli amici, questi magari fanno un accenno a una persona che conosco o non conosco e io riesco a inventare o cerco di inventare tutto un percorso narrativo dietro queste poche informazioni che ho avuto. Ha parlato dell'importanza dell'ironia. Sì. Beh, l'ironia è importante prima di tutto nella vita, nel senso che permette di non arrivare mai a degli estremismi, a degli eccessi. Io credo che nessun kamikaze abbia il dono dell'ironia, perché se ce l'avesse non si ammazzerebbe e non ammazzerebbe il prossimo. Quindi l'ironia è un mezzo di autoconservazione e secondo me anche di rispetto degli altri. E poi in molti libri o in molte opere in genere narrative in qualunque casella si vogliano incastonare, l'ironia ci può stare, non in tutte evidentemente, perché quando si affronta un tema tragico, veramente tragico, non si può usare l'ironia, ma in tutti gli altri casi sì. Un commento su questa esperienza, Florina? Beh, prima di tutto lo stupore di vedere che in una stagione come dire, non estremamente propizia a incontri di questo genere ci sia invece stato un afflusso di pubblico così straordinario, soprattutto in un paese che è bellissimo ma che ha una certa difficoltà di comunicazione con le città più vicine per le strade che hanno dei problemi, sono interrotte, eccetera. E poi per l'entusiasmo che è stato manifestato da chi era qua, che per 2 giorni ha seguito, direi proprio con passione, con attenzione, tutti gli incontri che ci sono stati, cosa che non accade o che non accade nella stessa misura in altri luoghi magari molto più già consolidati come luoghi di incontri, di festival, eccetera. Quindi davvero un successo grandissimo. Siamo a Florina Singiallo con Elisabetta Bucciarelli che ha parlato insieme a Margherita Oggero di donne che agiscono e tu ti sei definita come una scrittrice rabbiosa o arrabbiata, ce lo puoi spiegare? Ecco, intanto grazie per questa chance di intervista con Tele Sassari, che ormai è diventata più famosa di una televisione nazionale. Allora, per me le donne che agiscono sono quelle che iniziano a compiere dei piccoli gesti anche, che iniziano a prendersi la responsabilità delle proprie azioni e la propria vita, anche ne abbiamo una sola, è giusto giocarsi tutte le chance. In realtà la rabbia nasce dall'impossibilità che io vedo intorno a me di poter realizzare i propri sogni, le proprie fantasie, le proprie anche
giuste e giustificate fantasie, quando non sono troppo distanti dal piano di realtà. Dunque, come la mia ispettrice di polizia Maria Dolores Vergani, le donne che agiscono sono innanzitutto donne normali, donne che non hanno niente di particolarmente trasgressivo, speciale, violento, non sono donne vendicative, non sono donne che ammazzano, non sono donne che restituiscono la stessa moneta per quanto dolorosa essa sia, ma sono donne che provano a compiere dei piccoli gesti che fanno però la differenza. Il famoso muoviti fermo o il festina lente, cerca di fare quello che tu puoi ogni giorno per modificare la situazione quando la situazione non ti piace o non va bene. Insomma, la protagonista dei tuoi libri è una donna. Avresti potuto avere come protagonista dei tuoi libri anche un uomo? Come lo avresti descritto? Non so. Che bella questa domanda. Allora, innanzitutto io parlo delle donne, no? Delle donne attraverso il loro corpo, sia il corpo sofferente delle donne che anche il corpo gioioso delle donne, possibilmente non il corpo oggetto delle donne. Questo è l'oggetto dei miei libri, ma vorrei che non fosse l'oggetto della comunicazione delle donne. È chiaro che per farlo, per una differenza proprio, ho bisogno di parlare degli uomini e mi sono accorta che in realtà la ricerca di un nuovo modello femminile non può non passare attraverso l'unico modello maschile vincente e imperante, che è quello che le donne continuano anche a raccontarsi e a cercare. Ed è quello che gli uomini subiscono, l'uomo forte, virile, il macho, ma allo stesso tempo capace di tenere in piedi una famiglia, di guadagnare, di avere delle ambizioni, di avere successo e di essere quindi un uomo a tutto tondo, senza fragilità, senza punti di rottura. È un modello che fa male sia agli uomini sia alle donne. Ecco, per cui parto da qui. In realtà io potrei avere un personaggio maschile protagonista o un coprotagonista che sta crescendo. La cosa interessante è proprio vedere come le donne lettrici stanno apprezzando il maschile luogo comune di cui si sta impossessando il mio personaggio, che nasce come un personaggio morbido e che sta acquistando libro dopo libro invece il potere del macho imperante. Ecco, questa è un'operazione secondo me molto interessante per capire come anche un personaggio maschile va incontro alla fantasia dei lettori. Più diventa oggetto maschile e più diventa gradito al lettore. E questa è una cosa su cui sto riflettendo. Dolores è in quel campo di esistenza che va dai 35 ai 45 anni, non dice mai la sua età, ed è quell'età dove non si è ancora vecchie, a volte si viene considerate ancora giovani, in realtà si è adulte, se si vuol dire la verità, più o meno adulte e con più o meno esperienza della vita. Lei persegue la verità non perché è tignosa, perché è alla ricerca di una verità sua profonda, ancora non ha risposte su alcune cose che la riguardano. Più che irrisolta per delle cose che non ha metabolizzato, non ha proprio delle risposte concrete. La sua esistenza, in uno degli ultimi 2 libri, ha una rivelazione, dà una rivelazione al lettore, quindi il lettore avrà delle informazioni sul suo passato che mettono a dura prova l'ispettore, perché lei stessa viene a conoscenza di queste informazioni. La cultura è fatta anche di sapori e a Florina Singiallo non è mancata una parte dedicata alla riscoperta dei piatti tipici della tradizione locale. Le associazioni Polisportiva e Motoclabilienses, Avis e Scola Cantorum, Coro di Florinas e Gruppo Folk Figulinas, Associazione Dioniso e Atletico Florinas hanno gestito i 4 punti di ristoro, dislocati in diversi angoli del paese come per incoraggiare una passeggiata tra i percorsi del gusto. Siamo con il presidente della Polisportiva di Florinas che in buona compagnia si sta occupando della cucina. Che cosa stiamo preparando per oggi? Il nostro menù sono ceci con della cotena di maiale, un po' di finocchietti e poi verranno conditi con un preparato di sedano. Sono dei finocchietti selvatici, del prezzemolo, aglio e peperoncino e con dell'olio extravergine d'oliva. Poi abbiamo fatto il porcettone alla cacciatora. Come mai avete scelto proprio questi piatti? Perché sono tradizionali florinesi, della cucina florinese, cioè vogliamo riportare le vecchie tradizioni di una volta. Con la prima edizione di
di questa manifestazione molto importante a livello nazionale, abbiamo voluto creare anche questi stand enogastronomici per dare un'immagine dei profumi e sapori del nostro paese.